A Navalle ha potuto testare la qualità della unità operativa di senologia dell'ospedale Cannizzaro. Qual è appunto il suo riscontro sull'assistenza? È stata una grande sorpresa e mia mamma è stata ricoverata qui e abbiamo dovuto affrontare insomma un bel problema, una cosa importante, impegnativa, che affrontano tante donne ed è anche una cosa molto molto delicata, però ho trovato una realtà bellissima, oltre a una grandissima professionalità, una grandissima passione che è la cosa per me fondamentale, cioè con la quale le persone che lavorano qui, tutto il team capitanato dalla professoressa Catalano, lavora con questa grande passione e grande empatia. Chi entra in ospedale, per qualsiasi problema si trova in ospedale, entra affrontando qualcosa di personalmente molto impegnativo e da questa parte abbiamo trovato il gruppo infermiere, il gruppo medici, tutte le persone che ci hanno accolto nel migliore dei modi, quasi come delle amiche e degli amici. E questo è molto importante per un paziente, trovare qualcuno che ti guarda negli occhi come una persona e non come un numero, ovviamente. So che è complicato anche da parte di infermieri e medici ogni giorno trovarsi davanti a centinaia di persone che hanno questi problemi e con ognuno di loro avere questo, questo modo di affrontare in modo empatico, perché ci vuole tanta energia. Io però qua l'ho trovata, è stato bellissimo.